Come ogni anno, il 27 gennaio si celebra la giornata della memoria, data non casuale perché in quel giorno, nel 1945, veniva liberato il campo di sterminio di Auschwitz. Per parlare di Shoah e sensibilizzare gli studenti, una manifestazione conclusiva svoltasi al Teatro San Francesco con una performance di alunni e studenti delle scuole della città. A organizzare l'evento l'Istituto Scuola e Ricerca Calogero Marrone, il Comune di Favara e l'ANPI di Favara. Oggi giorno 27, quindi giornata fondamentale quindi per la storia, per non dimenticare, un giorno quindi della memoria, per non dimenticare tutte le atrocità che si sono susseguite in questi anni di supplizio. È stata organizzata la settimana della memoria grazie al presidente dell'associazione ANPI Castronovo e al presidente dell'associazione Istituto in onore di Marrone, appunto Sasa Mancanella. Abbiamo accolto come amministrazione l'invito con grande entusiasmo, in quanto innanzitutto sono state coinvolte le scuole, quindi tutti gli istituti del comune di Favara che hanno partecipato a questa manifestazione non solo con dei lavori che si sono stati presentati durante l'arco della settimana, ma appunto oggi in maniera conclusiva ed eccellente qui al Teatro San Francesco. Angelo Lauricella in rappresentanza dell'ANPI, perché questo evento si fa anche grazie all'ANPI. Sì, certo, è in tutta la provincia che stiamo naturalmente ricordando l'Olocausto e celebrando la giornata della memoria. Favara è in questa giornata, diciamo, il capoluogo della provincia, perché per una settimana intera siamo andati nelle scuole e abbiamo riflettuto con un impegno importante degli insegnanti e dei ragazzi, come si sta vedendo oggi. È importante perché vi sono, diciamo, 3 date che sono state scelte, che è quello della memoria del 27 gennaio, il 10 febbraio il giorno del ricordo e il 25 aprile che è il giorno della Resistenza. Ricordiamo una vicenda per dire che mai più si verifichi e perché la memoria diventi un antidoto, un vaccino nei confronti della violenza nazista, delle privazioni della democrazia, delle persone mandate al confino, nell'avere condannato coloro che avevano un pensiero autonomo, e anche poi per ricordare il momento della rinascita. La popolazione scolastica favarese ancora una volta dopo lo scorso anno sono i veri protagonisti della giornata della memoria, una giornata a Favara che è durata una settimana di fatto, perché tutte le scuole appunto hanno partecipato a rievocare questo momento storico del nostro paese. I ragazzi sono stati bravi, eccellenti, davvero ci sono stati momenti nei quali tutti abbiamo fibrillato, diciamo, nel momento in cui loro si esibivano sul palco. Io vorrei cogliere l'occasione per ringraziare ancora una volta i dirigenti scolastici, i docenti e gli alunni che per noi come associazione Marrone sono stati, diciamo, gli artefici di questa giornata. La cosa più bella di oggi è proprio questa, perché abbiamo voluto una giornata non solo per ricordare il passato, ma perché la memoria venga nutrita, venga alimentata con questi atti, perché questa pagina della storia del nostro paese, dell'Europa, deve per sempre essere cancellata.